Il coronavirus circolava silente in Italia già da settembre 2019, quasi 5 mesi prima del famoso paziente 1 del 21 febbraio e prima ancora del mese di dicembre, come indicato dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sulle acque reflue di Milano e Torino. La dimostrazione arriva da una ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano e dell'Università di Siena, pubblicata oggi su tutti i media nazionali, che analizzando i campioni di sangue prelevati tra settembre 2019 e marzo 2020 ai partecipanti ad uno screening sul tumore al polmone, hanno trovato gli anticorpi al virus in una percentuale dell'11%, di cui una parte già a settembre. Una conferma che si aggiunge alle altre emerse in questi mesi che il Covid-19 si è diffuso in Italia e nel mondo prima ben dei dati ufficiali comunicati dalla Cina. Tra marzo e aprile abbiamo iniziato a riflettere anche sulla base di altri lavori scientifici, se il coronavirus in Italia avesse iniziato a circolare prima della data ufficiale. Così abbiamo pensato di usare i campioni di sangue raccolti nell'ambito dello studio SMILE, iniziato a settembre 2019 e poi interrotto a marzo 2020 per l'epidemia, spiega il direttore scientifico dell'Istituto dei Tumori di Milano. Allo screening hanno partecipato quasi 1000 persone tra i 55 e i 65 anni di età, tutti gran fumatori, di cui il 60% uomini e il 50% residenti in Lombardia. È emerso con una certa sorpresa che l'11%, oltre 100 persone di queste persone, aveva gli anticorpi al coronavirus e molti di questi l'aveva già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio e il maggior numero in Lombardia. A settembre il virus era già presente nei campioni di pazienti e residenti in 5 regioni e da settembre a marzo è risultato almeno un caso di paziente positivo proveniente da 13 regioni. Anche l'Università di Siena, che ha lavorato con noi, ha identificato la presenza di anticorpi neutralizzanti in vivo, cioè ancora capaci di uccidere il virus, in 6 persone su 100, di cui 4 già ad ottobre. I primi campioni positivi registrati a settembre appartengono a persone che vivevano in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Lazio, come confermato dallo studio dell'Istituto Tumori di Milano.